Mogoro. Nuraghe Cucurada, siamo con Massimo Casagrande per la Soprintendenza Archeologica, un monumento archeologico finalmente fruibile e in una passerella anche molto agevole. Questi sono i lavori fatti negli ultimi anni, in particolare questo è proprio l'ultimo nato perché è di pochi mesi fa, che riescono a rendere fruibile un monumento che scavato per molto tempo, soltanto negli ultimi 3 anni è stato aperto al pubblico. È stato aperto al pubblico perché comincia ad essere più facile l'accesso, anche in questo caso anche per i disabili, quindi abbiamo pensato un percorso, una massima fruizione possibile. Naturalmente siamo di uno limiti, esatto, stiamo parlando di uno spazio archeologico. Gli spazi archeologici sono sempre un po' diciamo non sono difficili. Pensati per tutte le abilità fisiche perlomeno. Altri lavori ancora, insomma, siamo solo all'inizio. Siamo all'inizio dell'ultima fase, non abbiamo finito gli scavi, quindi lo scavo va in parallelo rispetto a questi lavori, perché questi lavori in realtà sono quello di presentazione a una comunità, che prima di tutto è quella di Mogoro, e poi in realtà è tutta quella tutti noi passiamo sulla 131 e possiamo, esatto, però possiamo... il primo fruitore è l'abitante di Mogoro, perché questa è una cosa sua in qualche modo. E in parallelo agli scavi si fanno questi lavori di valorizzazione. Insieme a questo c'è un costante lavoro di restauro che è necessario assolutamente. Molti reperti, sono stati trovati molti reperti. Molti reperti. E si parla di un prossimo museo. Si parla diciamo che in questo momento i restauri principali sono sulla struttura. Sulla struttura. Perché la struttura ha bisogno di essere fruibile in tutte le sue parti. Di essere in qualche modo resa più bella anche per l'occhio del turista. Esteticamente più bella, ci vogliamo... Esteticamente più bella, sì. Sì, perché adesso possiamo apprezzare delle fortificazioni di consolidamento, delle messe in sicurezza, c'è no? Meno confusione. C'è meno confusione, certo. Perché lo scavo archeologico purtroppo lascia a vista delle cose che non sono sempre state tutte quante visibili, le lascia tutte insieme e quindi c'è anche una difficoltà maggiore. I lavori che stiamo facendo rendono questo posto molto più visitabile e molto più chiaro. Poi naturalmente c'è lo studio a fianco dell'università che sta portando avanti un lavoro mastodontico proprio perché invece i reperti, quelli che non sono più qui, sono tantissimi. Proviamo a conoscere qual è la storia di questo scavo archeologico, di questo monumento, con chi l'ha scavato. Venite con noi. Stiamo entrando dentro il Nuraghe Cucurada, un cortile interno, e ci accoglie Emina Usai, che ha conosciuto tutto lo scavo sin dall'inizio. Ci può raccontare anche un po' la storia di questo scavo? Era il 1994 e questo scavo era già... È passato qualche anno. È passato qualche anno e già prima era già desiderato tantissimo. Cosa c'era? Quando siete arrivati, cosa c'era? Cosa avete trovato? Abbiamo trovato, chiaramente non era tutto, c'era molto crollo nei vari ambienti, e poi questo nuraghe è stato interessato da un'attività di cava che ha molto demolito la struttura del Quindi nuraghe. veniva riciclato il materiale, sì, insomma. Veniva riciclato. E lo scavo però era desiderato tantissimo sia dai comuni di Mogoro, sia dalla soprintendenza, dall'università, da professor Zeli, da professor Lulliu, perché era un nuraghe molto rilevante nel territorio, questo territorio dell'Alta Marmilla, un territorio già importante in età antica, tra l'Alta Marmilla, la parte Montis e la parte Usellus, in un punto strategico centrale. Certo, abbiamo una vista straordinaria su tutta la collina, dove si vede da una parte la piana del Campidano, dall'altra il tavolato basaltico di Sastruvina,
una fauna intata, la vicinanza del Rio Mogoro, tutta una serie di cose che ha portato all'insediamento in questo luogo così caratteristico. Sin da epoca tardissima. Sì, sin dall'età neolitica, qui troviamo anche delle strutture ciclopiche, diciamo, con pietre di grandi dimensioni, ecco. Di periodo neolitico e poi quindi stiamo parlando di che periodi, che anni? Dell'età del rame, siamo intorno al 3000? Sì, intorno al 3000 avanti Cristo, certo. E poi il nuraghe che si è sviluppato su un primitivo edificio a corridoio e poi al quale si appoggia un bastione con 4 torri, con un fascio murario, ormai un'articolazione. E anche un villaggio, un villaggio anche molto, poi la struttura del nuraghe è molto caratteristica, e poi un villaggio che si espande sia all'esterno del monumento sia all'interno del cortile. È una cosa molto originale, perché di villaggi interni molto particolare. Diversi archeologi hanno scavato in questo monumento insieme alla soprintendenza. Sì, dai. Innanzitutto io ho scavato professor Azzeni per conto dell'Università di Cagliari, che è di Mogoro, e poi io per l'ufficio. E poi il primo anno nel 94 c'era Giuseppina Ragucci e subito dopo anche Riccardo Cicilloni, gli ultimi anni anche Sandra Carta, e in effetti è proprio è con questo. loro andremo a conoscere il monumento. Ci accompagni? Sì, certo. Andiamo. Siamo col professor Riccardo Cicilloni, che ha scavato sin da subito e quindi ci può raccontare un po' qual è la storia di questo scavo e soprattutto la storia di questo monumento. Ci accoglie una scala, proviamo a salire verso va su. Benissimo, questa è la scala che ci porta ai piani alti. È una scala, come vedete, anche molto particolare perché ha un'inclinazione inusuale per i monumenti nuragici. In effetti questo è un monumento molto particolare, rappresenta veramente un monumento unico fra i grandi nuraghi. Cosa lo contraddistingue? Perché è unico? È un unico perché è un monumento che non è stato costruito in un unico momento, ma è stato costruito in vari momenti costruttivi. E quindi questa serie di momenti in cui si sono aggiunte delle cose, si sono rovinate altre, si sono restaurate altre cose, ha fatto sì che assumesse una forma diversa da tutti gli altri nuraghi. Quindi non si può neanche chiamarlo con una definizione come quella che diede il professor Lillio, quindi adesso nuraghe polilobato, nuraghe singolo, nuraghe complesso. È un nuraghe che nasce da un monumento più antico. La vallata, sovrasta la vallata. Che sovrasta la vallata. Un monumento più antico è stato costruito in questo punto proprio per il fatto che è un punto strategico eccezionale. Se voi andate a guardare, vedete, nelle belle giornate, non oggi, si vede anche il mare. Si vedono, vedete, i monti di Villa Cidra, si vede tutta la piana campidanese e poi controlla una cosa molto interessante. Qua c'è un fiume, il Rio Mogoro, con una valle fluviale che nell'antichità costituiva anche un passaggio per le popolazioni che dalla pianura del Campidano andavano verso l'interno. Questo nuraghe controllava questo passaggio con una vista eccezionale. Un cortile interno con delle capanne. Anche questa è una cosa inusuale e molto interessante, dovuta appunto a queste varie fasi costruttive. Appunto vi dicevo, il monumento più antico, che è un nuraghe, noi diciamo arcaico, a corridoio, noi nei libri lo troviamo a corridoio, cioè nuraghe anche detto, caratterizzato da dei corridoi, sono i primi nuraghi. Questo monumento, che viene costruito attorno al 1800 a.C. per intenderci, poi a un certo punto crolla e viene ricostruito, viene messo in opera tutte queste torri e anche il cortile viene sopraelevato e si costruiscono delle capanne, almeno 3 capanne.
uno dei quali conserva anche un'opera Per di ciascuno canalizzazione. un accesso, vediamo ciascuno delle un porte accesso. con degli architravi Esatto. e poi delle stanze a più livelli. Esatto. Doveva avere una torre centrale. Noi forse siamo proprio nella zona della torre centrale, esatto, no? nel senso che siccome sotto questo noi siamo in un vano centrale, noi lo chiamiamo Torre A, in realtà è un vano costruito sul grande crollo del nuraghe precedente. E questa è una particolarità. Quindi un nuraghe Quindi su non un esiste- nuraghe. Esatto, non esiste una torre. E questo, voi pensate che qua non si vedeva niente, ha portato insomma a trovare una miriade di monumenti, abbiamo fatto anche datazioni C14, qua vedo adesso una macina che è rimasta dagli scavi, voi pensate qua ci vivevano, e questa per esempio era uno strumento che veniva utilizzato per macinare il grano. Diciamo in epoca nuragica una delle fonti di sussistenza più importanti era l'agricoltura insieme all'allevamento. Ancora oggi questa zona Ancora è... oggi, poi negli anni in realtà il monumento controlla una serie di attività economiche importanti, il fiume, quindi le acque che erano necessarie alla vita, l'allevamento, l'agricoltura. Qua è stata ritrovata un bronzetto con una scena di caccia, quindi evidentemente la caccia. Tutto a parte però da un nuraghe a corridoio. Andiamo a vederlo. Andiamo a vedere. Siamo ai piedi delle scale, in una torre centrale, ma non è una torre centrale in verità. Ci imbroglia questa struttura nuragica. Dove siamo allora? Allora, vi dicevo che è appunto un monumento unico fra i nuraghi. Questa scala che portava in alto permetteva l'accesso ai vani superiori. Qua all'interno vi è un grande ammasso di roccia ancora misterioso, in realtà, che dobbiamo ancora indagare. E qui era tutto coperto di sabbia? Completamente coperto da terra. Voi terra. pensate che quando noi siamo entrati, io e la collega, abbiamo trovato per la prima volta quella fessura, c'erano solo 20 centimetri che portavano là. E io e la collega, legati, imbragati, ci siamo addentrati a scoprire il monumento, a scoprire questo vano. Poi l'abbiamo scavato, abbiamo trovato questa scala e poi una curiosissima caratteristica. Perché in realtà sembra che qui si interrompa, ma qui dietro c'è un altro vano. Come noi entriamo, troviamo a destra la scala, qua questo muretto di sbarramento, da cui si dipartono dei gradini, un'altra scaletta che porta a un vano un po' nascosto, un vano, noi chiamiamo cellacca. Noi ridendo diciamo deve essere la prigione. La prigione, ma anche la copertura, una copertura a lastre sovrapposte, sembrano tanti architravi, uno che avanza rispetto all'altra. Copertura piattabandata con termine tecnico. Probabilmente era anche questa una zona, diciamo, ancora del monumento più antico che poi è stato in parte restaurata. La particolarità, monumento più antico che non c'entra niente con il corridoio con il corridoio. Quindi questa è la parte finale? Una parte che è rimasta di questo grande monumento iniziale, che poi è stato completamente ristrutturato. Andiamo a vedere questo monumento a corridoio. Tutto inizia proprio qui, in un nuraghe cosiddetto a corridoio. In cosa consiste esattamente? Allora, è appunto un nuraghe a corridoio perché abbiamo un corridoio molto lungo che porta due cellette, una di fronte all'altra, con un corridoio, diciamo, trasversale. È una caratteristica proprio dei nuraghi più antichi. Questi primi monumenti. Stiamo parlando di che anni? Stiamo parlando dell'inizio dell'età del bronzo, quindi stiamo parlando attorno al 1800 a.C. La copertura è una copertura diversa rispetto a quelli, insomma, sì. Certo, ed è una caratteristica di questi monumenti. Pietre più piccole rispetto ai grandi massi che si vedono in altri monumenti nuragici, e poi come se in questa fase non fossero arrivati ancora alla tecnica della tolos, della cupola,
utilizzavano queste pietre piatte. Ecco, adesso questo è il corridoio. Con i due architravi, con la due strade che... Con gli architravi, e questa è la celletta meglio conservata dell'intero monumento. Anche qua vedete pietre molto piccole, mediamente piccole, e una copertura. Le pietre venivano comunque lavorate così come... Venivano appena sbozzate. Voi contate che qua siamo su un grande altopiano in basalto, e queste pietre si trovavano un po' nel territorio, venivano sbozzate e poi messe in opera direttamente sulla roccia viva. Quindi nella parte bassa quelle più grandi, e nella parte alta invece vediamo quelle più piccole. La forma triangolare di cui si parla invece nelle strutture successive viene mantenuta oppure no? Qua sono abbastanza rozzi, hanno diverse spigolature, le vediamo. Spigolature. La cosa interessante è che i nuragici non facevano come facciamo noi delle fondazioni, ma utilizzavano la roccia naturale che sporgeva dal piano di campagna e la integravano pian piano per costruire queste grandi murature che... Fondamenta naturali. Esatto. Questa stanza conserva però anche una particolarità. Noi spesso vediamo delle finestre che alle volte chiamiamo feritoie, non so se sono veramente delle feritoie, oppure appunto delle prese d'aria, mettiamo. In questo caso addirittura ancora possiamo apprezzare la luce che entra dentro la stanza. Benissimo, sia la luce sia l'aria. Comunque era un ambiente abbastanza chiuso, contate, per illuminare si utilizzavano anche allora delle lucerne, quindi c'era un po' di fumo, insomma ambiente chiuso, e queste finestrelle consentivano sia un po' di luce ma anche e soprattutto il passaggio dell'aria. Il passaggio dell'aria. Dove siamo esattamente e cosa si mette? Perché abbiamo raccontato che il nuraghe nasce appunto in tempi così antichi e poi quello successivo, quello un po' con le torri che siamo più abituati a conoscere, si addossa, cioè viene costruito subito dopo. Esatto, viene costruito alla fine, diciamo, del Bronzo Medio, attorno al 1300-1200 a.C., l'epoca in cui si costruivano i grandi nuraghi come noi li conosciamo e siamo abituati a vederli. Diciamo, questa parte residua, e poi a questa parte si addossano le altre torri. Viene costruito questo grande cortile, uno dei più grandi fra i monumenti nuragici. Abitato, vediamo, ma forse sarà abitato successivamente. Diciamo quasi contemporaneamente alla costruzione di tutto l'edificio. Tra l'altro aveva più piani perché aveva, vedete, questa feritoia, diciamo, questo spazio. In realtà ci sono delle scale che portavano al secondo piano. Scale lignee o scale di pietra? Scale di pietra. Una zona invece è qui Questa è una delle capanne che abbiamo messo in luce. È estremamente interessante, si conservano ancora delle lastre di pavimentazione come delle mattonelle, diciamo. Vedete, queste lastre. Stiamo tornando, la moda sta riportando quest'uso delle mattonelle. E poi al centro un focolare, vedete, circolare, dove cucinava, abbiamo trovato cenere, resti di pasta. È una zona storicamente artigianale, sono state trovate focine, forni? Allora, in questo monumento sono state ritrovate soprattutto testimonianze di un'attività agricola, di un'attività di allevamento. Non abbiamo trovato tracce di fusione, appunto, officine metallurgiche. Era un monumento che serviva per controllare il territorio e ci vivevano anche dentro. Quindi a capanne abbiamo trovato appunto molti resti di pasto, quindi del grano, abbiamo trovato delle ossa che mangiavano e buttavano e conservavano. A proposito delle ossa, siamo proprio prossimi all'ingresso. C'è una storia particolare di queste proprio relativa alle ossa, perché un numero piuttosto elevato. L'area, come vi dicevo, un'area di estremo interesse, strategica in tutte le epoche. Addirittura abbiamo la prima attestazione della frequentazione di questo sito al 4000, al quarto millennio avanti Cristo. Quindi molto tarda. Molto antica, sì. E viene utilizzata però dopo l'epoca nuragica, c'è un momento di abbandono, e viene riutilizzata anche dalle popolazioni romane e dalle popolazioni medievali. Questo ingresso è molto interessante perché a un certo punto della storia del monumento, attorno al IV secolo d.C., il soffitto, vedete, questo piccolo vano, questo piccolo ambiente crolla, e voi pensate... E cosa succede? Succede che crolla
diciamo le due porte, questa a sinistra e questa a destra, vengono ricoperte comunque dai crolli in tanti anni. Quindi questo corridoio dove ora siamo non c'era più pozzo, di pozzo. da cui poteva accedere dall'alto dove è crollato, che noi abbiamo in qualche maniera ricostruito. Cosa vengono le popolazioni romane e pensano di installare qua un culto del terreno, un culto, noi diciamo ctorio, un termine tecnico, vuol dire un culto sotterraneo, divinità sotterranee, divinità pagane. E iniziano a gettare che cosa? La parte, a fare dei sacrifici, a gettare la parte più nobile di questi animali che poi mangiavano. Quindi la testa. Ed abbiamo trovato centinaia di crani di ovini, di caprini e anche qualcuno di bovino. Insieme poi a tutta una serie di reperti di estremo interesse, anche ottimamente conservate, quali lucerne, spilloni per i capelli, monete, oggetti in vetro. Veramente tantissimi reperti. La cosa curiosa è che in questa epoca in cui il cristianesimo, siamo nel IV secolo d.C., inizia ad affermarsi in tutta l'isola, abbiamo elementi pagani, il culto con i crani, abbiamo elementi però anche cristiani, perché ci sono ed ebraici, anticipava, con la croce, e poi ed ebraici con la menorah, il braccio, le braccia esatto. del candelabro. È un culto con che sincretistico, cioè che è un culto dove o forse ancora c'era un po' di confusione, no? I primi cristiani vengono confusi con degli ebrei, in fondo sono legati con delle usanze però ancora pagane. Certo, con delle dure a morire. Certo. C'è una torre però che ha restituito molto, la torre D. Andiamo a visitarla. Siamo nella cosiddetta Torre D, che adesso in questo momento siamo all'interno di una delle nicchie. Che cosa racconta la Torre D? Forse una delle più ricche. Allora, gli scavi del monumento sono durati 20 anni e abbiamo impiegato 3 o 4 anni per scavare la torre. Noi qui ci troviamo in una cameretta. La torre era totalmente sepolta? La torre conteneva al suo interno tutto uno strato altissimo di materiale di crollo che andava a sigillare, cioè a ricoprire gli strati di frequentazione. Questa che voi vedete è una cameretta secondaria. Qui per terra vediamo la disposizione di lastre che erano state coperte da dei fogli di sughero che abbiamo ritrovato. Era un pavimento isolato? Era un pavimento che però era coperto da terra e da lastre di sughero che servivano da giaciglio. Non possiamo pensare che camminassero sopra queste lastre che comunque si muovono. Questo ingresso è sopraelevato e la cosa particolare qui abbiamo ancora i numeri dello scavo, i numeri delle unità stratigrafiche, perché chiaramente cosa sono le unità stratigrafiche? Sono degli strati che hanno delle caratteristiche diciamo che li distinguono gli uni dagli altri, e qui si è scavato, si è tolta la terra. Siamo al numero 14 no, forse 140 e qualcosa. E qui in mezzo abbiamo trovato anche dei vaghi di collana in pasta vitrea colorata, che ci fa capire come gli abitanti di questo posto commerciassero anche con popolazioni non sono di origine nuragica, ma semita forse. E poi abbiamo trovato una ciotola rotta in 1000 pezzi, ma che è stata ricostruita, e vi dicevo lo strato di frequentazione con questi frustoli cioè pezzettini di sughero, che ci ha fatto capire che se anche a noi manca l'aria in questo ambiente, in realtà dormivano, mentre nella camera quindi centrale era un giaciglio, una camera da letto. Certo, cosa che è capitata anche, è stata trovata anche negli scavi di Barumini, cioè delle stanze più piccole utilizzate solo per dormire.
Andiamo a vedere invece la parte della torre, della fatidica Torre D. La torre è molto importante perché ha restituito quel bronzetto che poi ha reso famoso Cuccurada e che Quello sulla caccia, no? sì, sì, è stato esposto a Cagliari, a Roma. Ecco la torre ha un ingresso dal cortile ed è a pianta circolare, aveva una copertura a tolos che è crollata, cioè a falsa cupola. Adesso come tutte ovviamente le è stato torri. coperto per salvaguardarla Sì, da sì, una sì, sì, tettoia sì. contemporanea. E poi aveva queste nicchie che A cosa erano, servivano? Spostavano dal focolare centrale delle braci intorno, le posizionavano nelle nicchie, e queste nicchie a un certo punto sono state chiuse da blocchi per creare delle sorte di stippi, cioè come se noi avessimo degli armadietti, ecco. In antico, dove abbiamo trovato della ceramica, dei reperti legati alla lavorazione del grano e alla filatura. Quindi questo era uno spazio di vita dove al centro loro posizionavano le braci, cuocevano i cibi. Infatti abbiamo trovato Al centro dove noi siamo dove noi ci troviamo, sì, Invece intorno. il bronzetto di cui parliamo, quello appunto della scena di caccia, in che punta? Il bronzetto proviene da uno strato di frequentazione molto, diciamo, sporadica, della fine della vita del nuraghe, e infatti è stato trovato vicino all'ingresso. Evidentemente qualcuno è entrato e l'ha perso, probabilmente è così. Quindi in uno strato, diciamo, un battuto di pavimento è stato trovato questo bronzetto che su un bottone, le dimensioni sono circa queste, su un bottone conico c'è la scena di caccia molto bella, il cacciatore che con la spada le ferisce una preda che probabilmente è un muflone, e la particolarità è che al collo della preda si attacca un piccolo cane che ha questa coda molto pelosa, che sembra quasi voluminosa, quasi una volpe. Sì, sembra quasi un bastardino di quelli che si trovano nelle campagne. Quelli di Moro. contemporanei, un po' in tutte le campagne. Siamo finalmente nel famoso Cuccurada A. In realtà è come dire, una denominazione puramente di comodo, scientifica, per indicare due spazi diversi, due ambiti, due momenti anche storici diversi di questo Cuccuru, cioè di questa cima, di questa collina. Sì, si tratta di un monumento, il nostro gioiellino, nel senso che comunque non siamo ancora riusciti a scavarlo. È una struttura particolare, costruita con questi grandi massi. Noi riteniamo più antica rispetto al nuraghe. E forse è il monumento che precede proprio il nuraghe. Contiamo che siamo in una posizione... Il primo nucleo abitato? Il primo nucleo abitato di queste fasi, diciamo, quando questo posto diventa strategico. Voi contate che già questo monumento... Siamo intorno a quali anni? Noi pensiamo che potrebbe essere dell'età del rame, quindi sempre attorno al 2700-2500 a.C. La cosa interessante è che già questo monumento aveva una visione strategica di tutto il territorio. Pensate che durante la seconda guerra mondiale vi era una batteria antiaerea tedesca ubicata proprio all'interno di questo monumento. Insomma, ci avevano visto bene. Ci avevano visto bene. Benissimo. E in questo monumento sono state trovate però anche le prime testimonianze di cultura antica, prenuragica, si dice nei libri. Diciamo non esattamente, nel senso che qua abbiamo fatto solo brevi saggi, però abbiamo visto che ci sono elementi anche molto antichi che ci fanno pensare effettivamente a una anteriorità del monumento rispetto ad altri. Cosa ci dice? Quali sono le prove che testimoniano l'anteriorità del monumento? Allora, non abbiamo delle prove certe, sono delle supposizioni, soprattutto la tecnica, costruita con questi grandi massi poligonali messi in opera in maniera megalitici, caotica. voi dite nei libri? Sì, megalitici, grandi pietre, oppure utilizziamo anche il termine ciclopico. Ciclopico, certo. Ciclopi, diciamo. Queste grandi pietre, una forma inusuale, particolarmente strana, allungata, non è circolare come un nuraghe classico.
e il fatto della presenza comunque in tutta l'area di elementi molto più antichi, dicevo, della cultura monteclaro. Quindi in realtà potrebbe essere è un monumento per adesso unico in Sardegna, non abbiamo strutture che possiamo raffrontare a questa, e quindi è uno dei misteri che speriamo che deve essere scavata, dobbiamo assolutamente. Speriamo. Imparare a conoscere la nostra storia significa anche conoscere i nostri monumenti, conoscere il nostro passato, apprezzarli e incominciare a far sì che questi siano parte integrante del nostro patrimonio.